Sindaco, si riparte da dove era stato lasciato, come dice di uno spettacolo, come dice il titolo di uno spettacolo, Pieve si mobilita. Sì, ripartiamo con questa bellissima esperienza di Pieve di Sera, riportando la festa nel centro del paese, coinvolgendo le attività commerciali, le associazioni, portando musica, enogastronomia, turismo e soprattutto la voglia di ritrovarci attorno alle nostre piazze. Come sottolineavamo in presentazione, 35.000 euro stanziati e poi non solo quelli, non sono pochi. È una cifra importante che costituisce una forma di ristoro anche per le attività commerciali, per chi fa spettacolo, per tutti coloro che hanno vissuto questi 2 anni di sacrifici e di difficoltà. Sono una cifra che permette di realizzare e di mettere in serenità e in tranquillità gli esercizi commerciali senza chiedere a loro eccessivi sacrifici, ma dando la possibilità appunto di poter liberamente e serenamente partecipare a questa festa paesana. L'assessore Negri diceva che non si fermerà a Pieve perché ci saranno i trasporti ugualmente lasciati, quindi tutto tranquillo. Sì, abbiamo cercato con questa edizione, dopo la pausa di questi 2 anni, di migliorare anche alcune situazioni che nel passato si erano create, in particolar modo di collaborare con MOM nel permettere che tutte le corse delle corriere potessero arrivare a termine senza interruzione o cambiamento d'orario. Ecco Sindaco, verranno però stanziati anche degli ulteriori soldi a chi ha avuto dei problemi durante la costruzione della piazza? Sì, noi abbiamo deliberato ancora qualche mese fa un indennizzo per i negozi che hanno avuto appunto dei mancati introiti dovuti ai lavori. Siamo da lunedì prossimo nella condizione di poter completare quello che era l'impegno che ci siamo assunti, deliberando una cifra che nel suo complesso si aggira attorno ai 100.000 euro. È l'evento finale dopo 17 mostre che da aprile siamo riusciti a fare in tutto il territorio grazie alle Proloco. C'è questo evento finale che è la premiazione dei migliori vini e dei migliori prosecchi attraverso un concorso enologico nazionale approvato dal Ministero dell'Agricoltura e gestito dall'Associazione Nazionale degli Enologi Enotecnici, e che quindi va a individuare quelli che sono i vini più buoni, diciamo così, in maniera molto semplice, ed è una soddisfazione perché hanno partecipato 88 aziende, che non sono poche, e con 221 campioni. Ci si affida anche ai settori locali, no? Sì, l'occasione poi della premiazione è anche l'occasione poi di degustare a Pieve di Sera tutti i miglior vini premiati abbinati ai prodotti tipici locali, per cui abbiamo coinvolto anche tutte le realtà locali, a partire dalla latteria di Soligo per i formaggi, dall'Accademia dello Spiedo per presentare lo spiedo dell'Alta Marca, alla Congrega dei Radici e Fasoi, alle PPL per i salumi, per il salame e la soppressa, ma anche alle scuole, all'Istituto Beltrame e l'Alberghiero di Vittorio Veneto, che presenterà un dolce tipico del territorio, e il Cerletti di Conegliano per la degustazione dei vini.